Radio? Radio Libertà, i barbari eleganti. Mi trovo oggi su Radio Libertà Con i barbari eleganti. e guarda uno qui, barbaro elegante. Anche gli altri, vedi? Barbaro elegante, vabbè. Io vorrei sottolineare che quel napoletano di Gazzola è in giro a sparare i fuochi d'artificio. Lui che prendeva per il culo i tifosi del Marocco. Domani ti sistemo per le feste. Rosica, 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 ci vediamo a Istanbul, merda! Gaz, vai a fare in culo. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Berlusconi credo che sia già un miracolo che sia vivo. I nostri valori da mantenere. Che i nostri tre principi principali sono La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora, signori, buonasera. Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti. Buonasera, buonasera, buona Schlein a tutti, bentornati su Radio Libertà con i barbari eleganti. Qui con voce sempre Gaz, insieme al buon Marco Rubeo. Buonasera, buonasera a tutti. Al buon Vito Le Donne. Dico solo Gaz out. Vito Las Mujeres e ospite, che poi ormai diventa un ospite speciale, soprattutto dopo la batosta di ieri era difficile averlo in onda oggi, il buon Luca Scognamiglio. Ciao. Ma perché batosta di ieri? A cosa ti riferisci? Perché batosta di ieri? Perché ieri si è svolto il vero derby, anzi ha vinto la vera squadra di Milano al derby, in semifinale, quindi è passato in finale l'Inter. E io proprio perché oggi sapevo che alla fine Scogna non avrebbe mollato e si sarebbe presentato qua in radio, gli ho portato una cosa che volendo lui potrebbe anche mangiarla, però non so, lasciamo a lui poi la decisione. Gli ho portato una pera, che è quella che ha preso ieri in Milan, quindi se anche lui vuole, non ci ha portato il kebab perché mi sembrava un po' troppo, visto che non potete andare a Istanbul, però intanto accontentati della pera e spero che tu apprezzerai, vero Scogna? Sei un taccagno, cioè non mi hai portato una pera, mi hai portato una pera stampata. Che taccagno, me la sarei anche mangiata volentieri. Quindi questa te la prendi e te la metti nel culo. No! Vabbè, Cominciamo vabbè, dai. benissimo. Sì, no, cominciamo benissimo perché io vorrei dire una cosa. Il buon Gazzola, qualche mese fa, a dicembre, si è inalberato e ha iniziato a insultare a destra e manca una tifoseria di una squadra di calcio, ovvero quella del Marocco. Paragonandoli anche a degli animali, se non ricordo male. Esatto, No, non è vero. sì, è tipo No, non è scimmie, vero. proprio tutto, gli animali più indicibili, per come hanno esultato durante le loro vittorie Al mondiale. Benissimo. Ieri sera il buon Gazzola è stato uno dei teppisti che ha devastato Milano, o San Donato, non so dove sei andato a fare danni, insomma, dopo la vittoria dell'Inter. Vergogna, ti hai fatto come quei marocchini. Per colpa tua ci sono state delle vecchiette che magari stanno anche ascoltando la trasmissione adesso, che non hanno potuto dormire, ti dovrebbero denunciare. Atti osceni, disturbo della quiete pubblica, molestie, di tutto e di più. Tra l'altro non è la prima volta che lo fai, perché già 2 settimane fa eri in una certa città a festeggiare lo scudetto di un'altra squadra. Quindi doppio reato. Vergognati. Sì, oserei dire anche peggio di quello che hanno fatto i marocchini, cioè proprio io inviterei le forze dell'ordine a chiamare immediatamente e chiedere di portare in questura questo vandalo indicibile. No, barbaro. Ovviamente qua c'è la pura diffamazione, cioè questi 2 animali si beccheranno una querela per aver detto di tutto e di più. Ovviamente neanche l'1% di quello che hanno detto è vero, evidentemente sta rosicando, non lo so Marco, salva tu questa trasmissione, perché qua rosicano troppo, e Ma pure di allora- rosicare poi
e non ce la fanno ad andare avanti. Io vorrei dire una cosa in difesa delle squadre milanesi, che siano l'Inter o il Milan. Ovviamente Non io fare il ieri... democristiano. No. Ovviamente io ieri sera non ho tifato per la squadra che ha vinto, ma questo è noto e messo agli atti. Io vorrei dire una cosa riguardo a quando giocano e vincono o perdono le squadre milanesi. Quando l'Inter e il Milan giocano, che vincano o che perdano, il giorno dopo i tifosi sono tutti a lavorare. Sicuro, chiediamolo al buon Gazzola. Dove Vabbè, eri stamattina? vabbè. Gazzi. I tifosi- Io ero in ufficio stamattina. Vabbè, cagare. I tifosi che normalmente lavorano il giorno dopo vanno a lavorare, non come da qualche altra parte che se vincono o perdono scendono in piazza per settimane intere a fare festa o a distruggere cassonetti della spazzatura o roba del genere. Però quindi, vabbè. quindi Insomma, Cosa- a Milano cosa che vorresti si dire? vinca o che si perda, il... No, fatemi dire, comunque, lasciatemi un minuto di sportività. Ha vinto ed è passata la squadra che ha meritato, perché, vabbè, ha meritato, è giusto così, ma è sempre la seconda squadra di Milano. La cosa non cambia, è sempre la seconda squadra di Milano. È andata bene stavolta, la prossima volta speriamo andrà meglio per noi. Concordo, Tradotto, non Scogna. riusciamo a vincere un derby da tanto tempo, però sì, su tanti derby avete perso, però comunque siamo belli fighi. Va bene, Comunque, lasciamo Gaz, credere. chiederei di smetterla con Passiamo oltre. con questa passiamo finta, queste finte querele, che ormai il capo della questura di Milano continua a chiamarmi, dice sempre c'è sto Gazzola, continua a sbraitare, a millantare di voler denunciare tutti, poi non fa mai niente, ci va a perdere tempo, i soldi pubblici. Quindi conosci il capo della questura di Milano? Chissà come mai. Chissà come mai. Comunque, cosa dice l'Espresso? Perché la protesta delle tende va presa sul serio. Vabbè, lascio a voi ogni commento. Non vado oltre, lascio al buon Marco la parola, poi cerco di trattenermi un po'. Ruspa! Ma perché non ti sei preparato? Non sai di cosa parla l'articolo? Lo Per so, questo lo lascia so, a me. ma Quantomeno lui è il uno discorso- di quelli che sta dormendo in tenda. Esatto, io in realtà mi sono accampato con la tenda davanti, che sono lì a Milano, Politecnico Politecnico, o alla statale. Quello non mi sembra assolutamente il Politecnico. Vabbè, sti cazzi, dai. Ma Dai, non lo so. dai. Ma perché lo stanno facendo anche a Roma. Beh, diciamo che io Ci sono le ragazze dai capelli blu lì alla fine, non è che... diciamo che io e Gaz quando andiamo nella nostra università non vediamo delle persone accampate in tenda davanti. Non penso. Non so per quali motivi, però evidentemente fuori dalla nostra università o magari fuori da altre, tipo la Bocconi, queste cose non succedono. Chissà come mai succedono sempre fuori da università. No, ma adesso, a parte gli scherzi, che cosa ne pensate di questa protesta degli studenti con le tende? Che a me sembra ma perché un po' una protestano? carnevalata. Perché protestano, Gaz? Protestano per i costi, protestano per gli affitti, protestano per oh mio Dio, se vado a studiare in una grande città devo pagarmi pure l'affitto evidentemente. Figlio mio, come ci sono i ragazzi che fanno i pendolari ogni giorno, magari facendosi 3-4 ore di treno, andata più ritorno, così ci sono anche altri ragazzi che anche se non hanno diciamo non si trovano nelle condizioni economiche giuste, però comunque si buttano, lavorano, studiano, si pagano l'affitto e così funziona la vita, no? Sì, infatti per me è una buffonata. Sono molto poco, come si dice, diplomatico in questo caso, dico che per me è una buffonata. Allora, io per tutto il periodo delle superiori, vi faccio il mio esempio, per andare a scuola alle 8 del mattino, mi dovevo svegliare alle 6:30, 6:30 la sveglia, alle 7 fuori di casa, 7:05 passava il pullman e in 50 minuti mi portava a scuola. Quindi io mi facevo 50 minuti la mattina e poi al ritorno uscivo alle 2, tornavo a casa alle 3, pranzavo alle 3:30, altri 50 minuti al ritorno. Mi sono mai lamentato di questo? No. Mi sarei lamentato se al posto di 50 minuti fossero stati 1 ora e mezza? No. Perché se vuoi fare le cose fatte per bene, se vuoi studiare, devi anche essere disposto a fare questi piccoli sacrifici. Se non sei disposto a farlo, che vuoi la scuola o l'università sotto casa,
come puoi pensare poi di poter affrontare la vita se non sei disposto neanche a farti 50 minuti su un pullman o su un treno? Cioè, per me è semplicemente ridicolo. Che sia mezz'ora, che sia un'ora, che sia un'ora e mezza, te lo fai e non rompi i coglioni. Perché prendere sul serio la vita significa anche questo. Significa anche fare questi piccoli, tra virgolette, sacrifici. Che diciamocelo, ma che sacrificio è fare un'ora e mezza di mezzi pubblici? Dai, ti metti lì, ascolti la musica, ti leggi un bel libro, ripassi per l'interrogazione o per l'esame. Dai, non sarà mica farti un'ora e mezza di mezzi pubblici il grande sacrificio dell'era moderna. Per me è una buffonata. Detto questo, se poi il problema è il costo degli affitti nelle grandi città, penso a Milano, perché chiaramente la realtà che conosciamo meglio, c'è sempre la provincia, Sì, esatto. Cioè, c'è sempre la provincia che Cioè è collegata con mezz'ora, massimo 40 minuti di treno o di metro, se sei più fortunato, e in mezz'oretta arrivi in città e studi. Ma infatti, Adesso ma non è sembra che la provincia non esista. Cioè, ci sono anche comuni che, anche se distano 30 chilometri da Milano, in mezz'ora ti fanno comunque essere in Assolutamente centro. sì. E l'affitto costa la metà. Quindi davvero non vedo dove sia. Che poi sta cosa degli affitti alti, ragazzi, è la legge del mercato. Se tutti vogliono andare ad abitare a Milano e i posti disponibili sono pochi, è normale che quei pochi che ci sono, vista la domanda elevata, il prezzo sia altissimo. Se invece le università fossero fuori dai centri abitati, oppure in generale la domanda fosse più bassa, il prezzo si abbasserebbe. È normale. Che dici? Ma sì, chiedere come funziona il mercato immobiliare poi a questi qui che non hanno mai lavorato un giorno in vita loro, dai, figurati. Poi vabbè, poverini, iranno pure fare con te l'aperitivo in centro, però non tutti hanno la fortuna come te di abitare in area C, quindi ognuno nasce nella famiglia Esatto, ma è una fortuna, è un privilegio, non è un diritto. È questo che bisogna distinguere, la differenza tra privilegio e diritto. Certo, poi ovviamente non c'è rispetto della proprietà privata, perché la loro idea sarebbe quella di espropriare le case ai ricchi per darle a prezzi calmierati agli studenti, cosa di 50 euro al mese come per le case popolari. Quindi, cioè, è ridicolo. Io probabilmente facevo anche di molta più strada con i mezzi, ci mettevo più in un'ora e mezza per arrivare alla statale, quindi... Ti sei mai lamentato? Ma no, cioè ci vai e punto, cioè è una cosa che devi fare, la fai, non è che... Io volevo accodarmi a tutti e tre. Per la prima volta siamo tutti d'accordo e la cosa mi spaventa abbastanza, però stiamo parlando davvero di un tema assolutamente assurdo ed è giusto che ci sia un'idea comune. Allora, innanzitutto lasciatemi dire che non ci credo alla protesta spontanea degli studenti. Questi sono esponenti della sinistra che devono rompere i coglioni quando c'è un governo di destra, perché parliamoci chiaro, questo è. Poi c'è un problema per quanto riguarda le strutture che accolgono gli studenti fuori sede? Potrebbe essere. Questo è il modo per affrontarlo? No, questa è una protesta politica fatta in questo esatto periodo storico per una ragione. Non prendiamoci per il culo, diciamolo e fine. Poi è assurdo tutta questa protesta che viene fatta. Io porto il mio esempio, ho studiato 1 anno e mezzo a Bergamo e per andare a Bergamo facevo pullman per arrivare in stazione a Palazzolo, che chi non lo sa, Palazzolo è una fermata a 20 minuti da Milano circa. Arrivavo a Milano, prendevo la metro, andavo in centrale e prendevo il treno per arrivare a Bergamo. Totale circa 2 ore. 2 ore andare e 2 ore a tornare. Non mi è nemmeno mai passato di mente di prendere una camera a Bergamo. E se avessi voluto farlo, avrei potuto farlo liberamente, ma avrei dovuto pagare i prezzi che il mercato chiede, ma perché è normale che sia così. È normale che sia così. Ed è folle che una persona, perché tra l'altro chi ha dato il via alla protesta, credo sia una ragazza di Seregno, da dove ci troviamo noi ora a Seregno, credo ci siano di mezzo 20 minuti di treno, forse, sì, più o meno. Quindi è assurdo e fa capire l'assurdità di questo tipo di protesta. È folle il fatto che questa persona si sia messa a inscenare questa protesta, però
capiamola, è una protesta politica, non è una protesta sociale. Poi si sente parlare da una settimana di affitti calmierati, canoni di affitto calmierati, obbligo a tutte quelle persone che posseggono più, che hanno in possesso più di una proprietà, l'obbligo di metterle in affitto. Cioè stiamo parlando di Unione Sovietica. Poi so che l'Unione Sovietica a te piace, esatto, però stiamo parlando di Unione Sovietica. Rendiamoci conto della follia che viene detta. Tu hai detto quello, ma il signor Gazzola qui, che si sta per laureare in giurisprudenza, avendo dato l'esame di diritto privato che darò io tra un po', avrà sicuramente studiato, nonostante sia dell'Unione Sovietica, che il fatto di non godere di un bene di cui sei proprietario è una tipologia di godimento, no? Giusto, giusto. Cioè, Però uno dei diritti del proprietario è anche quello di non godere di del bene. godere del bene. Cioè anche di Quindi, tenerlo lì scritto e non fare nulla. uno che ha la proprietà privata può farne quello che vuole sostanzialmente, Anche non quindi toccarli. goderlo. E poi magari darà stupore al volo di Emilio, però io sono d'accordo con questa strana regola che se uno ha una casa può decidere di affittarla o di non affittarla, come cavolo gli pare. Non ti crede nessuno, Gaz. No, no, giuro, giuro. Però voglio collegarmi anche a un altro discorso. Noi oggi vediamo le università che molte volte sono più che delle università dei parcheggi. Cioè ci sono dei ragazzi o delle ragazze, dei nostri coetanei, mettiamola così, che dobbiamo essere noi i primi ad ammetterlo, che vanno all'università non perché devono studiare, ma semplicemente perché nel frattempo non sanno che cosa fare. Quindi, Sì. per moda, per hobby, per qualsiasi motivo assurdo, si iscrivono all'università, magari sono tra questi qua che protestano. E possiamo dire che l'università deve smetterla di essere un parcheggio per i ragazzi? Cioè bisogna puntare di più magari su quegli istituti professionali. Penso a delle zone qua in Lombardia dove ci sono tante aziende immobiliari, tanti artigiani che hanno bisogno di manodopera e magari questi ragazzi che oggi sono parcheggiati all'università probabilmente si troverebbero meglio a lavorare come artigiani da qualche parte. Quindi ci devono essere deve essere rivisto completamente il sistema scolastico e deve passare anche un concetto diverso di università che non è un parcheggio, ma è uno studio, una passione anche certe volte, però più un dovere che chi se la sente deve fare. Ecco qui che esce il socialista che Gaz! Eccolo qui che esce! Ma tra l'altro non ho capito l'ultimo minuto Per mi ha il lasciato bene un dello attimo Stato, interdetto. per il bene dello Stato bisogna mandare No, i no, giovani a fare i lavori che non vogliono più fare. Se un giovane si sente di studiare, di continuare il percorso di studi, lo fa seriamente e ha il dovere poi di portarlo a termine. Assolutamente. Non è che arriva Senza lì, si gravare troppo parcheggia, sui perché genitori. poi grava sui genitori, grava sulla nonna, sui nonni e poi rimane lì a 50 anni che non si è ancora laureato. Andiamo col Esatto. primo pezzo. Andiamo con la prima canzone, i Muse con Supermassive Black Hole.
Parliamo dei Guardiani della Galassia. Bello, l'hai visto? Rieccoci qua su Radio Libertà. Stavamo parlando dei Guardiani della Buona Galassia Schlein a con Luca tutti. Scognamiglio. Oh, madonna. No, buona Schlein a tutti, è vero, è vero. Vai Marco con la prossima notizia. Io? Vabbè. Allora, bellissimo. Stiamo sempre parlando di Roma, degli amici romani. Che cazzo? Ma dai! Minchia. Ma cosa fai? Allora, Permettimi una cosa, cioè non viene mai in trasmissione, quando viene siete a giocare con l'attrezzatura. Questo qui è il livello di professionalità di Luca Ho Scognamiglio. perso l'udito. Va bene così. Rubavano la benzina dai camion dell'AMA, indagati 25 netturbini, tra cui anche Scognamiglio, mi verrebbe da dire. Ci vorrebbe una bella indagine su quello che fa Scognamiglio durante il giorno. per svuotare i serbatoi si appoggiavano alla sede di... No, che cazzo. Tieni a posto le... tieni a posto le mani. Per svuotare i serbatoi si appoggiavano alla sede di un'associazione di tiro a volo, la procura, dalla società senza totale di controllo. E questo si ricollega un po' alla notizia di qualche tempo fa che abbiamo dato, non so se ti ricordi del netturbino che andava a prostitute con i camion dell'AMA. Questa è sempre la professionalità Giustamente, dei dipendenti dell'AMA. Ecco. non Oltretutto passa un mese senza un articolo dell'AMA, c'è quasi un parco divertimento. oltretutto la cosa bellissima è che invece dei turbini onesti che denunciavano il fatto venivano addirittura malmenati e picchiati da questi criminali che lì Non vedo dove sia l'errore. Tipo un mondo al rovescio qua. Roma poi sappiamo i problemi, che dire, Don Luca Scognamiglio intanto è bello perché noi stiamo parlando, stiamo cercando di discutere e poi c'è Scognamiglio che lì che non riesce a mettersi una cuffia, è solo probabilmente frastornato ancora dal derby. Però Allora, il piano che lo scorso ottobre ha portato all'arresto di 7 persone e al sequestro di oltre 200.000 euro e che adesso potrebbero costare il processo a 25 indagati. 200.000 euro, ti puoi comprare un monolocale in periferia a Milano. per comprare un monolocale a tutti quegli scappati di casa che oggi chiedono con la tenda davanti alle scuole i prezzi calmerati. Esatto. Vabbè, Bellissimo. bellissimo. E non è l'Espresso. No, è la Repubblica. È Repubblica. Quindi uno magari poteva dire, beh, l'Espresso dice le solite cavolate, invece no, è proprio vero. Perché Repubblica, anche quella dice il suo. Però, posso tra dirti l'altro, invece che, cioè, andando un po' fuori tema, ma parlando di Repubblica, da quando è direttore Molinari comunque è migliorata rispetto, hanno fatto un po' è di diventato un pulizia po' più serio, dici. ha fatto un po' di pulizia tra cui Saviano che è passato al Corriere della Sera, poi Molinari comunque giornalista molto esperto. Beh, c'è stato Salutiamo Saviano. Esatto. ma E gli facciamo i migliori auguri per... Di pronta guarigione Esatto. per non si sa ma che salutiamo anche gli amici di Saviano tipo Fazio, Litizietto, quelli lì che ahimè dovranno abbandonare la Rai. Ma in me Giusto. cosa? Cioè, andranno a guadagare molto di più a Discovery. Hanno fatto il colpaccio, anzi, complimenti a Fazio che ha fatto un colpaccio. Sì, cioè, ma almeno lasciano un po' la Rai, no? è passato da martire assoluto di questi 2 o 3 giorni dove la sinistra ha fatto un piagnisteo assurdo sul problemi della democrazia perché Fazio se ne va quando in realtà è andato a prendere un contratto mostruoso su Discovery che posso dire la mia ha fatto assolutamente bene, cioè quando ti offrono certe cifre Assolutamente sì. Poi guadagna a quei livelli, no? Quindi almeno le casse, anzi le casse Della Rai. della Rai. certo, poi ovviamente per Gaz, cioè, già è incomprensibile che ci siano delle reti private, per cui dovrebbe essere tutto pubblico, canali di Stato. Assolutamente. come in Corea del Nord dove tutti i giorni l'unico video che trasmettono sono i video del Io voglio il capo supremo. canale unico per tutti con la parodica dalle notizie mattina, pomeriggio e sera. Questo Istituto è l'idea. Luce. Istituto Luce, esatto. No, non è male come Non è cosa. male. No, fatemi dire che comunque ti faccio rotti i coglioni. Cioè,
è un genio del male, ma ha rotto i coglioni. Sta passando come lui e quell'altra che non ce la faccio, non posso neanche vedere. Sì, era l'arresto che hai fatto con Franceschini qualche Ma no, anche qui, vabbè, non diciamolo era comunque. Franceschini e Orlando. No, Sì, Franceschini e Orlando. Stanno passando come le vittime. Le vittime di che cosa? Un'azienda gli ha offerto più soldi e loro sono andati nell'altra azienda. Anzi, sono bravi a farsi passare come vittime. Sono tutti quei coglioni che vanno dietro a questi due che hanno dei seri problemi. Un'azienda ha offerto più soldi e loro vanno, giustamente, nell'azienda che gli offre di più. Punto. Semplice. Ma Senza l'hanno fatto passare come se fosse stato il governo e la Meloni a esatto, cacciarli ma dalla Rai. infatti loro sono stati intelligenti perché sfruttano l'idiozia altrui per portarsi al loro mulino ancora più persone e creare del polverone che fa sempre bene. Quindi totalmente assurdo. Sì. Totalmente Che poi assurdo. io vorrei dire una cosa riguardo alla Rai, a queste cose. Allora adesso, insomma, si sono spostati per motivi economici, perché è un'altra cosa, e l'han fatto passare come se fosse stato il governo di centrodestra, la Meloni, o chi che sia ad averli cacciati dalla Rai, che non è assolutamente vero. Ma io dico, vabbè, meno male che non è vero, ma anche se fosse stato vero, cioè sono decenni che il centro-sinistra mette le sue persone nei suoi programmi della Rai. Sono decenni che il centro-sinistra mette le mani su tutti i programmi televisivi, talk show, ma non solo. Vogliamo fare l'esempio di Sanremo, della politica che ci buttano dentro. Sono decenni che il centro-sinistra continua a mettere le mani sulla Rai e la fanno passare come la televisione pubblica, quando in realtà è più la televisione del centro-sinistra. Non lo so. Vogliamo fare qualche nome? Annunziata? Fazio? No, Insomma. hai ragione, infatti noi vogliamo Poi c'era anche, insomma, c'era anche Santoro, se non mi pare, qualche tempo quando fa, c'era lui. quando c'era lui. Infatti noi vogliamo Alvaro Vitali a condurre che tempo che fa, e vogliamo Massimo Boldi che scorreggia in diretta alla prima di Sanremo. Cazzo. Comunque permettetemi di dire una cosa, non mi sembra che c'è stato tutto questo pandemonio quando fu Porro ad essere cacciato dalla Rai Esatto. e dovette passare poi, se non sbaglio, e fece subito Mediaset, Rai Mediaset o prima La 7. la 7 poi, comunque un giro. Un saluto a Nicola Porro che ci segue sempre. Sì, probabilmente è l'unico talk show decente in Italia, però. Vabbè, Ma cazzo, parole rispetto. forti, No, però probabilmente il suo talk show è l'unico decente che c'è in televisione. Vabbè, non è che ci sia vasta Anche Bruno scelta. Vespa, non è... Vabbè, sì, Grande anche Bruno Vespone Vespa. numero 1. Non ti piace quello col monopattino? Adriana! No. Mi dissocio. Vitto, insultamelo. No, non lui, Insultami Sì. lui, il conduttore di quella trasmissione. Devi farlo. No. Sì, beh, ovviamente si è reso ridicolo cioè, No, nome e cognome. No, dai. ovviamente il giornalista Mauro Giordano, che Bravo. anche Mario Giordano, scusa. Mario Giordano, scusate. No, salutiamo Mario Giordano, grande Ma giornalista. per me, fammi fare un'analisi lucida, cioè lui che comunque come scrittore è anche una delle migliori penne che c'è in Italia, si riduce a fare il buffone per fare audience in una trasmissione, cioè quello che fa non è... Poi che cavoli suoi, cioè Berlusconi lo pagherà benissimo per fare il buffone e lui si divertirà anche a fare il buffone, però... Intanto la sua è la trasmissione più seguita, però... Sì. Non è che dove c'è la maggioranza c'è la ragione. Andiamo, Sei d'accordo? Vabbè, andiamo in pausa. Esatto. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Che pezzo, Music Sound Better Che pezzo, With perché l'ha scelto lui. You. Wow, allora Vitto, tu hai un libro lì con te, parlaci un po' di questo libro. Vogliamo farlo vedere in camera, Vogliamo farlo magari? vedere, ma lo diciamo anche a chi ci sta ascoltando. Allora, questo libro, come si chiama? Padani alle urne di Gabriele Maestri, che è un libro che racconta proprio per filo e per segno, sono andati a recuperare tutti i dati, i nomi di tutte le liste, l'andamento di quello che è andato, tutto il periodo della campagna elettorale delle elezioni padane del 1997. Mamma mia. Un pezzo Mamma di mia. storia che possiamo dirlo sia della Lega che del Nord Italia, quindi Assolutamente libro- sì, ma un pezzo di storia dei nostri territori praticamente, perché poi, se non sbaglio, parte dal 90? No, questo parte da quello che fu il periodo del referendum, poi il governo Sole presieduto da Pagliarini, quindi è come tutto quel periodo di storia della Lega. Parla anche dell'evoluzione del simbolo, quando si aggiunse il Sole delle Alpi, la scritta Padania nel Storico. simbolo. E cosa molto bella, cioè proprio ci sono tutte le liste che si candidarono alle elezioni, quindi abbiamo Allora, facciamo un bel elenco dei partiti? Allora, prego. si parte con Unione Femminile Padana, poi Cittadini No Sudditi, Territorio Libero di Trieste, Ticino Ambiente e Cultura, Lombardia Nazione, Gruppo d'Azione Piemontesa, poi Centrodestra Unito per la Confederazione e poi all'8º posto una lista che io direi che ha un nome bellissimo, ovvero Meridionali Padani, che non si capisce Bello, bene bello. cosa significhi, però quindi non lo so, Scogna, vuoi aderire alla lista Meridionali No, beh, Padani? Io faccio un appello però a chi ci ascolta che magari ha un po' più di memoria rispetto a noi, perché magari c'era in quegli anni lì, telefonateci allo 0292947222 se avete qualche aneddoto da raccontarci, se vi ricordate come si svolgevano queste elezioni, se avete insomma qualche ricordo di quando c'era appunto questo Parlamento padano, di quando c'erano queste elezioni nel nord Italia, con anche la rappresentanza, poi c'erano i meridionali padani, quindi è sicuramente un reperto storico che bisogna mantenere viva la memoria di Direi, quello, Gazzo, che delle qui nostre radici. c'è Quindi anche il tuo proprio il partito di rappresentanza, qui, proprio il tuo perfetto sinistra e Padania, morte al colonialismo romano, sul simbolo la figura di Ernesto Che Guevara. Beh, ci sono anche i comunisti padani comunque. Sì, ma da Gazzo dove poi arriva il nostro poi è segretario troppo federale mainstream. Matteo Salvini, Che no? culo. Per domani Gazzo perderà ogni ruolo e la sua tessera comunque. E direi che c'è anche quello di Marco Rubeo, Forza Padania. Abbiamo una chiamata, pronto? Eccomi. Ciao Lorenz. Ciao ragazzi, come va? Bene, bene, tu come stai? Tutto a posto, non c'è male. Io mi sono connesso da poco, per cui non ho seguito bene cosa stavate dicendo nella conversazione. Allora, per farti un po' riassunto, il buon Vito ha portato qua un libro sulla storia della Lega, di quella che era una volta la Lega Nord, con È quello tutte... scritto da Flavio Bozzo? No, non scritto da penso- Gabriele Maestri. È Ah, la storia ok, delle ok. elezioni del 1997. Esatto, Ho con tutte capito. le elezioni, con tutti i simboli che si sono presentati qualche anno fa, e quindi niente, stavamo commentando un po' questa cosa qua, questo fatto. Poi andiamo avanti con i simboli, cioè ci sono i liberali democratici oppure i disoccupati uniti. Non so, quello mi sa che riguarda un po' più Scognamiglio. Cazzo vuoi? Poi abbiamo Padania Pensione Sicura, bellissimo. Poi Unione Cattolici Padani, devo dire che anche in questo con lo scudo simil crociato della DC, anche in questo io bene o male mi riconosco. Però con la croce verde, ovviamente. Con la croce verde. Cattolici Padani, Democratici Europei Lavoro Padano, Blocco Nord Padano, Fronte Animalista Padano,
Bellissimo. Dio. Partito di Fugatti. Esatto. Direi anche quello di Scognamiglio. Anche quello di Scognamiglio, Alleanza Padana oppure Destra Padana. Però c'è una chicca che sembra più Forza Italia, però Forza Padania. ecco, E devo dire che io un po' in questo. Vabbè. E direi però la chicca vera è che ci fu anche un partito che partecipava anche alle elezioni in Italia, candidato, che possiamo dire anche la lista che più, diciamo, potrebbe più rappresentarmi, cioè la lista Pannella, antiproibizionista e referendaria. assolutamente sì. Condividi? No, condivido magari certe battaglie, non tutte, però sono alcune sicuramente sono condivisibili. No, si diceva che comunque è bello mantenere vivo un po' quello che è stato il passato, quella che è stata anche la storia di questo partito, perché questo poi ci permette di andare avanti e di guardare il futuro. E all'interno della Lega poi ci sono anche dei tavoli, in particolare della Lega Giovani, diversi tavoli, come ad esempio il tavolo identità. Ma di sì, cui, non ce ne frega un cazzo. Allora, cui fa parte- parliamo ad esempio del movimento vero dei veri padani. È bellissimo, devo dire. No, sto scherzando, cazzo, scusami. Va bene, salutate il buon Marco Rubio, che è l'ultima volta che sarà qua in trasmissione. Ringraziamo la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Cancellato, censurato e nemmeno denunciato, perché al momento siamo ancora a piede libero, qua pronti ogni mercoledì a commentare i fatti della settimana, come l'ho detto. Però prima di farti riprendere, Gazzo, noi avevamo chiesto prima della trasmissione al nostro regista di dirci un pochettino tra questi partiti dell'arco costituzionale costituente padano in quale si ritrovava di più. Comunisti padani, ovviamente. Ecco. Un tuo socio, Gaz. Assolutamente quale, sì. tra l'altro, è passato l'attuale segretario. Esatto. Matteo Salvini nasce, nel senso, era nei comunisti padani insieme a tanti altri, quindi bene. Fa piacere. È stato bello, Gaz, ti ritroveremo poi come segretario giovanile del Movimento 5 Stelle. Esatto, io poi mi trasferisco giù, vado a fare il segretario, vabbè. Lorenzo, perché giù? No, un posto a caso nel Golfo Persico con Di Marco, ormai c'ho ancora l'Inter in testa, mi dispiace per il buon Luca Scognamiglio, volevo dire con Di Maio andrò nel Golfo Persico a portare avanti questo fantastico movimento. Lorenzo, tu in quale partito ti saresti rivisto? Così a occhio. Bella domanda, perché ne avete menzionati così tanto, ma non ne conosco molti, a parte quelli celeberrimi, tipo appunto i comunisti padani e via discorrendo, però una riflessione che mi sento di fare è che sentendo tutte queste sigle, eccetera, si respira proprio un'aria di un tempo che non c'è più, perché era un tempo pieno di associazionismo, pieno di queste siglettine, gruppetti all'interno della Lega, che adesso bene o male non ci sono più, ma pensate anche lì ad esempio dove voi trasmettete la radio, no? Ci sono ancora alcune reliquie di questo passato, c'è la sede appunto della Onlus, c'è l'edificio che ospitava l'asilo degli orsetti padani, c'era addirittura l'associazione dei c'era Fugati tra LGBT leghista praticamente. Parliamo di questo. Questo diciamo che è un progetto che potrebbe anche vedere la luce se qualcuno decidesse di appoggiarlo. Perché guardate me, io... Tanto ormai hai compromesso tutto quello che in cui potevi comprometterti, quindi Eccolo. Pensa al fatto che potresti fare la storia, Gaz. Rifondiamo i Los Padania. Che sta giusto. Per libero orientamento sessuale. Una 20ª puntata molto compromettente, diciamo. Esatto, io preferisco il silenzio in questi casi, però va bene così. Sorvoliamo, facciamo un po' come... No, dai, perché sorvoliamo? È così bello. No, è stupendo. Beh, una volta c'erano tutti questi listini, poi è chiaro che questo movimento, questa grande famiglia che è la Lega, si è evoluta e cresciuta nel tempo, e oggi è diventato un partito nazionale con tutti i suoi pregi, i suoi difetti, come ogni partito, no?
Sì, ma d'altronde queste cose qua, sai, succedono appunto quando c'è tanto fermento, iniziano le cose. La Lega era un partito che aveva convogliato tanto, come dire, tante energie, tante personalità differenti proprio a livello politico, e quindi con tutta questa diversità interna, usiamo questa parola maledetta, era nata questa situazione qua. Poi chiaramente le cose si compattano, si prende una linea precisa e via discorrendo, però comunque io direi che a differenza di tanti altri partiti che magari sono nell'arco parlamentare ancora oggi, è difficile trovarne uno che abbia un'origine così eterogenea, no? Se noi ne andiamo a prendere Vero. quelli che noi conosciamo, nascono tutti con una, come dire, una mission ben precisa, un'identità già molto definita. Sì, forse i 5 Stelle, ma i 5 Stelle, voglio dire, i 5 Stelle c'era davvero di tutto, c'erano i forconi, per chi se li ricorda, c'era tutta tranne la politica, praticamente. Esatto. E invece nella Lega c'era tantissima politica, tanta politica differente, tutta appunto unita dal fatto, dalla consapevolezza che appunto il Nord Italia era ed è tuttora una zona con una sua propria identità culturale, economico-produttiva, e che spesso non viene riconosciuta e rispettata dallo Stato centrale. Ecco, questa cosa era sentita da tantissimi, grazie soprattutto a Umberto Bossi, che è riuscito a convogliare questa battaglia qua, che era assolutamente nuova, e a farla diventare una cosa sentitissima, ecco. Sì. Addirittura ho trovato altre due liste bellissime. Crocevia, immigrati per la Padania, bellissimo. E poi muro per la Padania. Non ho ben capito dove e in che modo Sono e i perché. trampiani di un tempo. Ecco, i Abbiamo trampiani. anticipato Trump di qualche decennio. Esatto, muro per la Padania. I precursori di Trump. Comunque direi anche Padani per l'Europa. Qui c'è Gaz che ovviamente lui da buon sovietico e ovviamente contro l'Unione Europea, invece diceranno i Padani malincuore per l'Europa. Tra l'altro si voterà poi l'anno prossimo, il 6 giugno, giusto per Sì, dai. giusto per fare un inciso. Non si voterà la lista Padani per l'Europa, ma si voterà la Lega. Volendo potete scriverlo, però. Padani per l'Europa. Io ovviamente invito a scrivere Padani per l'Europa e niente. Che dire. Boh, ma mi fa strano. Cioè, comunque è interessante vedere quanta gente si metta in queste cose, si sia messa all'epoca in queste cose che magari da fuori possono sembrare cazzate, robe buttate lì così, giusto per fare qualche cosa, però alla fine erano anche cose che riunivano sotto un unico grande simbolo tante realtà diverse che poi si sono uniformate, però questa eterogeneità che c'era all'epoca era veramente un valore in più. E infatti io proporrei qui ai miei illustri colleghi, per qualcosa da fare con le nostre pagine social, soprattutto quella Instagram, cioè scegliere alcuni dei simboli, diciamo, più interessanti, delle liste più interessanti. Prestate attenzione oppure mi ha colpito pensione sicura, che mi richiama un po' quelli del reddito di cittadinanza, no? Cioè reddito sicuro, bam, ci parlerai dopo delle tue origini napoletane. Guarda, stavo dicendo di mettere, diciamo, le liste più interessanti sulla nostra pagina Instagram e di farle votare al nostro pubblico, diciamo, per capire qual è l'espressione politica del pubblico che segue i Barbari Eleganti. Cosa dite? Assolutamente. Ma ci sono solo i simboli e un nome, o c'è anche un minimo di descrizione per sapere cos'erano e cosa facevano questi cristi? No, ti basta solo il simbolo e il nome. Direi che basta quello. Sì, no, poi nel libro ovviamente c'è la descrizione minuziosa di tutte le liste, di parte il loro programma, i loro ideali politici, anche perché come detto prima c'era anche la lista Pannella, che è l'unico partito, diciamo, extra Lega che partecipò a questa esperienza, comunque anche dovuto a quella che era la storia dei radicali. Certo. In cui Vittorio si riconosce. Sì. Beh, il partito radicale comunque è un ollus, loro si definiscono transpartito, quindi a proposito di trans, a
proposito di Eccolo, Trump, eccolo. che c'è, scusi? Voglio vederlo. No, nulla, comunque, insomma, ci piace. Beh, tra l'altro con i radicali la Lega tuttora mantiene degli ottimi rapporti, no? Penso Assolutamente. Al referendum giustizia, no? Che abbiamo portato avanti sì, delle sì. battaglie insieme, come appunto quelle del referendum giustizia, quindi i rapporti comunque, anche se si sono evoluti, sia da una parte i radicali, dall'altra la Lega, comunque in maniera parallela i rapporti comunque vengono mantenuti, mettiamola così. Sì, ogni tanto poi se ascoltate la loro radio addirittura fanno pubblicità alle feste della Lega e cose del genere. Per cui non sono sì. Allora anche noi cominceremo a fare pubblicità alle feste dei radicali. Ottimo. Roberto Maroni, capo del governo. Vai. Sto Leggi leggendo nel nome della Padania. Sto leggendo il governo provvisorio della Padania e c'è Roberto Maroni come presidente, poi ministro delle telecomunicazioni, intelligence e coordinamento generale, poi qualcun altro di spicco, Enrico Cavaliere, non so chi sia ma ha un bel nome, ambiente e territorio, Francesco Formenti, gestione del territorio, tutte le acque, suolo, Mario Borghezzi in terra. Grande Mario Borghezzi, il numero uno. Quando non è impegnato a dare fuoco a qualche barbone, si dà anche alla politica. Numero uno, grande Quando Borghezzi. non è impegnato a rifondare il ventennio. Esatto, ma no, lui è stato tipo condannato per aver dato davvero fuoco a qualche barbone, roba del genere. Cioè, che è stato condannato per associazione banda armata, qualcosa del genere. Sì, comunque robe leggere. Comunque, siamo arrivati alla fine del nostro programma. No, che del nostro programma? Di questa nostra puntata. Vabbè, io speravo. Di questa puntata. Ancora qualche puntata ce l'abbiamo prima della fine della stagione, se non ci cancellano prima. E Farouk Ramadan, immigrazione. Cazzo. Con questo direi che possiamo augurarvi una buona serata. Poi l'hanno scelto bene, Ramadan, cioè spettacolo. Va bene. A maggior ragione che questo dimostra che non siamo razzisti. Noi. Ci vediamo settimana prossima. Grazie buona serata. ancora, buona Viva serata. i piedi. Viva i piedi.